Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Venezia, con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale, in prossimità delle festività pasquali, ha intensificato i controlli nel settore della ristorazione in relazione all'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Numeri importanti, quelli emersi nel corso delle ispezioni effettuate nelle ultime 2 settimane in tutta la provincia. Scoperti 19 lavoratori in nero su 75 controllati, 14 attività sospese su 23 verificate, 53 violazioni accertate con multe per un totale di 235.000 euro. Tra le situazioni più critiche, i carabinieri hanno segnalato quella di un ristorante a Marghera, dove è stato trovato un lavoratore di origine algerina impiegato con mansioni di tuttofare, che lavorava da 5 anni in nero con una paga di 4 euro l'ora. L'attività ha consentito di recuperare 30.000 euro di contributi evasi e 15.000 di premi assicurativi, oltre che contestare al gestore sanzioni per un importo di circa 35.000 euro. 3 i locali chiusi e multe per 150.000 euro invece in centro storico a Venezia, nelle aree della cosiddetta Movida di Rialto, dove oltre alle sanzioni i carabinieri hanno identificato 5 lavoratori irregolari su 25 controllati. Inoltre sono state rilevate carenze sanitarie nelle cucine che hanno portato all'immediata chiusura delle attività. Ancora a Mestre è stato chiuso e multato per 26.000 euro un locale gestito da un imprenditore straniero e un altro locale a Quarto d'Altino con multa di 45.000 euro. Era gestito da una donna di origine marocchina che impiegava 2 lavoratori in nero, che al momento dei controlli stavano somministrando bevande e alimenti ai clienti. In questo caso il locale era del tutto sconosciuto al fisco e figurava come sede di un'associazione sportiva, quindi mai iscritto al registro delle imprese.